oggi mangeremo il coniglio alla stemperata. È un piatto della tradizione siciliana e in generale, anche se poi viene chiamato in terminologia diversa, però il piatto è molto simile. Nelle nostre zone viene servito con la caponatina di olive, zucchine, patate, insomma chi più ne ha più ne metta, perché molto cambia in base alle tradizioni familiari. Nel nostro caso io ho voluto cambiare questo piatto soprattutto nella cottura e nella presentazione, tenendo però fedeltà alla tradizione locale negli ingredienti. Per la preparazione del coniglio abbiamo bisogno della sella di coniglio, di cui poi ricaveremo le costolette e il lombo, condito con una crema di lardo ai semi di finocchio, poi del sale di Mozia, del pepe nero e della rete di maiale. Per la caponatina occorrono peperoni rossi, sedano verde, capperi, cipolla e poi mettiamo dello zucchero, dell'aceto e dell'olio extravergine. Poi per completare il piatto ho voluto utilizzare l'interiore del coniglio, in questo caso i fegatini, ottenendo un patè che poi verrà spalmato su dei crostini di pane. Il tutto completato con del fondo di coniglio ottenuto Allora, dal lombo di coniglio, dalla sella di coniglio in questo caso, abbiamo il lombo e le costolette, le andremo a scalzare fino ad ottenere il lombo, la parte qua pulita, e le costolette. Per la preparazione del lombo andremo a spalmare con della crema di lardo. Ecco così. Andiamo ad insaporire anche il carré. Insieme di finocchio. Ok. Adesso la rete di maiale. Questa qui ci servirà per sigillare e chiudere il nostro lombo di coniglio. A questo punto mettiamo in un sacchettino per il sottovuoto e poi andremo alla cottura, previa marinatura con un po' d'olio che aiuta a mantenere morbida la carne, un po' di seme di finocchio. Adesso è pronto per la cottura. Bene, adesso bisogna richiudere così il coniglio mettendo il carré sotto, ecco qua. Andiamo a cuocere per quasi un'ora a vapore controllato perché siamo intorno ai 70 gradi. Fra un'ora poi si farà raffreddare e poi prima del servizio si farà rigenerare a bagnomaria e siamo pronti poi per rosolarlo in padella. È scorsa circa un'ora. Adesso si è un po' ristretto giustamente, però la cottura adesso è pronta, la carne è morbida e siamo pronti a farlo riposare e mettere in frigorifero, così in modo che la carne rassodi e darà il meglio di se stessa. Per la caponata cominciamo con dell'olio extravergine, una padella, e poi passiamo ad inserire le nostre verdure che abbiamo già selezionato, vedete molto sottili, quindi già rispetto alla tradizione un'attenzione maggiore per il lato estetico in questo caso e anche per una cottura meno prolungata. Ecco qua.
mettiamo la cipolla, i capperi, le olive le metteremo alla fine. Ecco qua. Facciamo insaporire bene. A questo punto passiamo ad inserire i peperoni, il sedano e la carota. Ma la caponata è particolare per la crococcia, quindi bisogna aggiungere un pizzichino di zucchero, oppure se si vuole ottenere qualcosa di più aromatico si inserisce del miele. Bene, adesso si lascia caramellare un po' lo zucchero, circa un paio di minuti, e poi sfumeremo con dell'aceto. A seconda dei gusti si può usare un aceto bianco o un aceto di vino rosso. Poi ci sono quelli aromatizzati, ma la cucina non ha limiti. Bene, adesso abbassiamo il fuoco e facciamo rogiolare per circa 8 minuti. Completiamo la caponata con della menta marocchina, la più indicata. In questo caso ho voluto dare una piccantezza più acuta con la menta piperita. Ci metteremo solo alla fine. E poi completiamo sempre alla fine con le olive, in questo caso sono delle olive nocellara. Ecco qua. E poi andiamo a finire con un pizzico di sale. La caponata adesso è pronta. Ecco, come vi dicevo prima, dai fegatini del coniglio vengono poi lavorati a mo' di patè. Si ottengono con la cottura dei porri, cipollotti, vengono proprio stufati, e separatamente la cottura dei fegatini che vengono rosolati, bagnati con del marsala e delle erbe aromatiche. Dopodiché poi, dopo che sono raffreddati, vengono frullati insieme fino ad ottenere questa consistenza. Bisogna prima setacciarli e dopo metterli in dei sacchettini sottovuoto a compattare in frigorifero in modo che riposino. Dopodiché, una volta riposato, possiamo ricavare dei crostini del pane casareccio o del pane baguette, differentemente secondo i gusti, e poi andremo ad accompagnare il nostro coniglio. Bene, adesso, una volta raffreddato il coniglio, siamo pronti per poterlo condire. Intanto lo asciughiamo poi dai liquidi in eccesso qui della carta, dopodiché lo passiamo in una laccatura fatta con del miele di timo e aceto bianco, e poi passiamo a rosolarlo in modo che possa dorare da tutte le parti, e queste laccature gli donano un'ottima croccantezza, visto che l'interno rimane motto. La polenta di coniglio la tiriamo fuori un po' prima, questo si è già insaporita abbastanza. Poco crede lo sa già l'importono, vorrei comango credere allo meschino, o sazio no non credere allo. Sempre un po' dopo tiriamo fuori l'uomo di a questo punto passiamo a salare la carne e poi a tagliarla e a servirla nel piatto. Bene, adesso passiamo a salare il coniglio con del sale di Mozia battuto al mortaio, e poi
tagliamo. fa le cose giuste, mai li sgarra, a cianciare chiuzza chi ci cavi, tu sangue da rebelle e puoi morire, pazienza ci vuole all'imburraschi, che non si canta. Adesso passiamo all'impiatto. Tutte le cose vanno. Bene, adesso completiamo il piatto mettendo alla base dei bastoncini di patata fresca fritta. Poi andremo a completare con la caponata che abbiamo preparato prima. Mettiamo sopra. Su di essa sistemiamo il lombo di coniglio. Per troppo vento lo vascello sferra, per la gran breve come la sparra, basta i consigli se perdi la guerra. Insaporiamo il tutto E più tanti giudizi con del fondo di coniglio ricavato appunto dalle sue ossa. Laudalo mare viene dalla terra, pensa la cosa prima che si sparta. E completiamo con il nostro crostino di fegatine di coniglio. fa le cose giuste, Un filo d'olio extravergine degli Iblei e poi un ciuffetto di menta. Bene, il piatto è pronto. pazienza ci vuole all'imburraschi. Buon appetito!